Buonasera, ben ritrovati a Qui Udine, settimanale di informazione per conoscere tutto ciò che accade in città. Partiamo dal castello di Udine. Gli scavi termineranno a fine mese per poi partire con i lavori di realizzazione dell'ascensore. Lo ha confermato il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Le ultime scoperte archeologiche non fermano il cronoprogramma. Gli ultimi ritrovamenti archeologici, da cui sono emersi anche resti umani, non comporteranno alcun ritardo nell'iter di realizzazione dell'ascensore al castello di Udine. Gli scavi dovrebbero terminare entro questo mese perché ormai sono già arrivati a 3 metri dalla superficie in profondità. Sono stati trovati due tombe con 2 scheletri umani e altre cose. Al di là del muro, di questo muro di contenimento che è stato trovato, non ci sono altri reperti finora trovati, quindi è probabile che tutto verrà ricoperto e quindi che si procederà con la realizzazione dell'ascensore che dovrebbe sbucare proprio vicino a questi scavi. Quindi il cronoprogramma rimane tale quale per quanto riguarda le date? Sì, almeno questa è la nostra speranza, però l'ultima parola deve dire la sovrintendenza, perché questo lavoro che è finanziato dal comune però è fatto sotto la direzione della sovrintendenza che ha voluto fare questo sondaggio e verificare se c'erano dei reperti archeologici. Penso che avremo il via libera per realizzare il sedime, lo spazio per creare, poi mettere l'ascensore. C'è già la ditta che si è aggiudicata l'appalto o ancora siamo in procinto di? No, siamo ancora in procinto di perché il progetto definitivo ancora non c'è, aspettiamo in pratica le risoluzioni che la sovrintendenza darà e anche se ci saranno delle prescrizioni in merito proprio al progetto definitivo. Un piano casa per valorizzare gli edifici già esistenti nel centro di Udine ed evitare il consumo di suolo. È quanto si prefigge una delibera dell'assessore Giulia Manzan che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio della Giunta Comunale. Oggi è stato preso atto con una delibera che approderà poi in Consiglio Comunale l'applicazione del cosiddetto piano casa e quindi soprattutto per quanto riguarda le zone di maggior pregio architettonico, le zone A e B0, quindi del centro storico e contemporanee al centro storico vengono disciplinati gli interventi che si possono fare. L'obiettivo è sempre quello di salvaguardare il patrimonio edilizio ma al contempo ridargli un miglioramento dal punto di vista dell'efficientamento energetico e della qualità dell'habitat proprio. Il Comune di Udine revoca la dismissione della partecipata ente Udine Gorizia Fiere SPA. La dismissione era stata imposta dalla legge Madia, spiega l'assessore Laudicina, e non certo per volontà del Comune. Il Comune di Udine aveva già delle partecipate di cui aveva deciso le dismissioni nei precedenti procedimenti di razionalizzazione, conferma per alcune società come appunto di Tedi e anche EUCIT, conferma il procedimento di dismissione ed invece revoca la dismissione della partecipata Fiera SPA, Udine Gorizia Fiere SPA, perché il bilancio di questa nostra partecipata al 31/12/2020 si è chiuso con un utile e quindi la norma di legge ci permette di poter, e che c'è una norma di legge ad hoc anche per le fiere, di poterla revocare. Ecco, c'erano state tante polemiche perché appunto avevate deciso, perché il Comune aveva deciso di togliersi, no? Sì, allora diciamo che le polemiche erano sempre state polemiche strumentali perché il Comune non avrebbe adempiuto a un obbligo di legge, quello che dice la legge Madia. Però noi abbiamo sempre detto che se si fosse aperta una possibile porta in qualche maniera per poter revocare questo tipo di provvedimento l'avremmo fatto. Oggi questa porta si è potuta aprire e quindi noi revochiamo per quest'anno appunto la dismissione della partecipazione. Per parcheggiare l'auto in via Sabbadini ci si potrà abbonare spendendo 25 euro al mese o 2 euro al giorno. Le nuove tariffe sono state introdotte dall'amministrazione comunale per rendere maggiormente appetibile l'area inaugurata recentemente. Il parcheggio per 106 autovetture aperto recentemente in via Sabbadini al momento non è sfruttato al massimo delle sue possibilità. Per incrementarne l'utilizzo, la Giunta Comunale di Udine ha predisposto nuove tariffe che comprendono l'abbonamento mensile di 25 euro, il giornaliero di 2 euro e l'orario di 40 centesimi.
Introducendo queste novità, il Comune ritiene di rendere la struttura maggiormente fruibile. Nel frattempo punta a una riqualificazione sempre più green della città, con l'utilizzo di veicoli elettrici. A tal proposito, nel parcheggio del Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha predisposto il servizio elettrico di car sharing, finanziato da fondi comunali, ministeriali e europei, ottenuti attraverso la Regione. Abbiamo localizzato già le auto e soprattutto abbiamo 12 colonnine elettriche, che non sono cose da poco, perché si stanno incrementando sempre di più, proprio per permettere agli utenti udinesi in questo caso di poter con l'auto elettrica fare la ricarica in maniera molto veloce sui 5 parcheggi in struttura cittadini. Quindi poi sono altri 4 che sono situati poi nella zona di Tavagnaco e vanno a conglobare, vanno a inserirsi all'interno di un altro circuito che noi abbiamo allestito in passato, recentemente, con altre ricariche elettriche. È stata inaugurata con il taglio del nastro a Udine la chiesa di Sant'Antonio Abate, Presepi FVG Mostra. Si tratta del fulcro della proposta presepiale del Comitato regionale delle Pro Loco e rimarrà aperta fino al 9 gennaio. La mostra, in collaborazione con il Museo Diocesano Udine, che ha concesso la prestigiosa sede curata dall'artista Graziella Ranieri, ospita pure alcune magnifiche opere d'arte di diversi artisti friulani. Assessore, il cuore di Udine è sempre più natalizio, grazie alla presenza di questi presepi, una novità. Il Natale 2021 di Udine si arricchisce di questa importantissima iniziativa. Devo ringraziare le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e il loro presidente Pezzarini per aver scelto questa bellissima location della chiesa di Sant'Antonio Abate, quindi nel cuore del centro di Udine, per esporre 50 presepi che sono di alto contenuto artistico e che rappresentano senz'altro, non solo dal punto di vista espositivo ma anche dal punto di vista turistico, una grandissima attrazione che penso che susciterà la curiosità e senz'altro è un modo bellissimo per celebrare il Santo Natale. Il Comune di Udine stanzierà 30.000 euro per finanziare il Teatro Stabile Friulano, che per il prossimo anno proporrà un programma dedicato a Pierpaolo Pasolini. Teatri stabili in lingua furlana, questa è la dicitura esatta di questa struttura di cui il Comune di Udine è socio. Oggi abbiamo deliberato la quota di adesione di 30.000 euro per finanziare l'attività che si è svolta in questo 2021, perché il Teatri Stabili in lingua furlana ha lavorato, è stata presentata l'opera di Ciro Angeli, La Chiase, un'opera molto interessante, molto innovativa, con la regia di Paolo Patui e che poi ha anche circuitato all'interno dell'ERT, delle altre sale nella nostra regione. E poi è stato deciso anche di guardare con grande ottimismo il prossimo programma, un programma che coinvolgerà il Teatro Stabile in Lingua Furlane su Pierpaolo Pasolini. Il prossimo anno cadono i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini e quindi loro si stanno preparando proprio per uno spettacolo dedicato a Pierpaolo Pasolini autonomista, cioè in pratica la figura sua quando era qui in Friuli che lottò a favore dell'autonomia di questa terra. E sono molto interessanti i suoi spunti, i suoi lavori che faranno parte di un programma teatrale che il Teatro Stabile sta mettendo in vore. Qui Udine termina qui, ma tornerà puntuale la prossima settimana. Grazie per l'attenzione e buona serata.